Ciao a tutti ragazzi, bentornati anche oggi, bentornati sul canale, iscrivetevi al canale, tanto è sempre gratis, quindi se non l'avete ancora fatto, tasto su iscriviti, lasciate like, lasciate commenti, seguiteci sui social, il Popolo del Calcio anni 90 su Facebook e su Instagram, il Popolo del Calcio è il blog. Io non so quando vedrete questo video, adesso è estate, stiamo descrivendo tutte le presentazioni delle maglie di Serie A, di Serie B, a volte anche di Serie C. Ci sono gli approfondimenti sul fantacalcio, ci saranno gli approfondimenti sul campionato quando inizierà, e in più ci sono le storie che a volte raccontiamo anche qui, ce ne sono altre, ci sono le vecchie partite, insomma andateci e guardatelo. A volte vi raccontiamo delle storie allegre, abbiamo raccontato la storia del primo cinese in Italia, Ma Mingyu, andatevela a ripescare se ve la siete persa. A volte le storie sono un po' più pesanti. Ecco, oggi abbiamo la storia di Paul Wesen, che è stato, come avrete letto anche nel titolo, nominato il killer della Juve, e andremo a vedere perché, ma è una storia che ha il calcio in sottofondo e tanto altro, purtroppo, nella sua prosecuzione e nel suo epilogo. Paul Wesen è stato un grandissimo talento del calcio inglese, probabilmente sarebbe diventato un pilastro della nazionale inglese se non avesse avuto tutti i problemi che ora andremo a vedere. È intanto un figlio d'arte perché suo papà ha giocato, anche se a livelli minori, comunque a calcio, e un papà calciatore si accorge probabilmente prima di altri se il figlio abbia talento o meno. E quando il piccolo Paul gioca nel giardino di casa, il papà l'occhio del papà lo vede immediatamente e capisce intanto che il talento del figlio è ampiamente superiore al suo, ma soprattutto che il talento del figlio è superiore anche a quello di tanti suoi coetanei. Quando Paul Wesen è un adolescente, ha problemi e vizi che hanno tanti ragazzini e che avevano tanti ragazzini anche dell'epoca. È uno a cui piace mangiare e il problema è che tende un pochino ad ingrassare, fuma un po' di erba, un po' di marijuana. Quando entra nel settore giovanile dell'Arsenal glielo dicono molto chiaramente, non glielo dice solo la famiglia: se vuoi sfondare nel calcio non basta avere talento, devi smettere di fumare, devi mangiare quello che è giusto mangiare per rimanere in forma. Quindi se vedi i tuoi amici, i tuoi compagni che si ingozzano di pesce fritto e patatine fritte, sappi che se vuoi che la tua strada sia il calcio devi comportarti diversamente, altrimenti se vuoi che la tua strada sia una strada qualsiasi, mangia quello che vuoi, ma sappi che le due cose sono incompatibili. E lui inizia a comportarsi da professionista serio, perché capisce che il calcio, oltre che la sua passione, può diventare anche il suo lavoro. E tutto ciò, e anche questi sforzi e questi sacrifici, vengono premiati con l'esordio in prima squadra addirittura a 16 anni, nel maggio del 1979. L'esordio in prima squadra, e arriva poi nel 1980 il primo gol in prima squadra, che non è un gol banale, è un gol nel derby sentitissimo in casa Arsenal, nello stadio del Tottenham. L'Arsenal vince 2-1 il derby col Tottenham e segna proprio il ragazzino prodigio. A questo punto è molto semplice per tutta l'Inghilterra, non solo per i tifosi dell'Arsenal, pensare che ai mondiali spagnoli del 1982 questo ragazzino possa essere uno dei protagonisti della nazionale inglese. Nel frattempo, però, l'Inghilterra deve arrivare ai mondiali e lui deve svezzarsi e sgrezzarsi un po' per affermarsi a certi livelli. Inizia ad essere una riserva dell'Arsenal, non un titolare, ma non è una di quelle riserve che ammuffiscono in panchina ed entrano una volta ogni 10 partite, è uno che entra spesso e volentieri. Nell'aprile del 1980 l'Arsenal gioca la semifinale di Coppa delle Coppe contro la Juventus di Trapattoni. Allora, in quel periodo lì, ed è il motivo probabilmente per cui
lo abbiamo già detto in un video precedente, i gol in trasferta valgono più di quelli segnati in casa, perché ci sono dei tipi di squadre, ad esempio le squadre italiane, che puntano a non prendere gol. Ci sono le squadre inglesi che puntano a far bottino pieno in casa, ma non riescono mai o quasi mai a vincere in trasferta, e quindi ci sono dei record e dei primati che restano lì quasi all'infinito. Ad esempio, la Juventus non perde mai in casa in Europa, allo Stadio Comunale di Torino. Nella semifinale di ritorno l'Arsenal deve vincere proprio al Comunale di Torino, dove non ha mai vinto. Le squadre inglesi in trasferta vincono poco. Diciamo che se due indizi fanno una prova, la finale per la Juventus sembra una cosa fatta. La Juventus è una squadra tra l'altro molto forte, e soprattutto le squadre di trapattoni prendono pochi gol, dando tanto spazio e tanta importanza alla fase difensiva. L'allenatore dell'Arsenal è Terry Neal, che è un ex giocatore, un idolo di Highbury e dell'Arsenal. Non ha più niente da perdere, butta dentro Vessen e gli dice: proviamoci. La Juve probabilmente conosce e non conosce questo giocatore, non ci sono tanti video, non c'è internet, figuriamoci, e grosso modo tutte le squadre conoscono bene gli 11 titolari degli avversari, le 2, 3, 4 riserve che ci sono si conoscono meno degli altri. Fatto sta che a 3 minuti dalla fine un cross dalla sinistra scavalca Zoff, che non riesce ad arrivare sul pallone. Vessen sul secondo palo di testa, Arsenal con la maglia giallo-blu, quella da trasferta, fa gol e l'Arsenal è in finale di Coppa delle Coppe, che perderà a Bruxelles contro il Valencia ai calci di rigore. Vessen non giocherà, ma diventa l'eroe dell'Arsenal in quella serata italiana, in quella serata torinese, e diventa il giustiziere della Juventus. Tutta l'Italia anti-juventina lo elegge quasi a idolo, e la parte d'Italia juventina invece si rammarica per quella finale che era davvero ad un passo. E questo è purtroppo però il canto del cigno della carriera di Paul Vessen, che vive una stagione da rincalzo nell'80-81 e poi nell'estate del 1981 purtroppo in allenamento si rompe i legamenti del ginocchio, che è un infortunio che nel calcio esiste, è un infortunio che è sempre esistito e purtroppo sempre esisterà per la sollecitazione delle articolazioni e in particolare del ginocchio. Il problema è che negli anni 70, negli anni 80, a riprendersi da un infortunio del genere non ci vogliono 5, 6, 7 mesi come oggi con le cure di oggi, ma ci vuole praticamente un anno. Però Vessen è giovane, può tornare ai suoi livelli, può tornare quello che sembrava essere già all'epoca. Qualcosa va storto nell'operazione, lui dopo 2 mesi è al punto di partenza, sente lo stesso dolore che sentiva il primo giorno dell'infortunio, non si muove, non cammina ed è costretto a sottoporsi ad un secondo intervento che però non risolve niente. Dall'estate del 1981 all'estate del 1982, quella che doveva essere l'estate dei mondiali, per lui la convocazione in Spagna, lui i mondiali se li guarda dal divano di casa perché continua a non potersi muovere. Non è cambiato niente in un anno. La decisione è drastica, ma è l'unica che lui possa prendere, cioè quella di ritirarsi. Nel 1982 si ritira, smette di giocare perché fa fatica anche a muoversi, figuriamoci a giocare a pallone. E finisse solo la carriera sarebbe una storia triste di calcio e basta. E fa il problema di Vessen è che lui torna ad essere il ragazzino che era prima di giocare a pallone. La delusione del ritiro, dell'infortunio dopo il pronostico di una carriera sfavillante lo fa ricadere nel fumare erba, ne fuma probabilmente troppa, e in quell'epoca passare
ad un altro tipo di droga che è l'eroina è molto molto più semplice di quanto magari non sia oggi. E quindi dall'essere il bambino prodigio inglese all'essere un tossicomane qualsiasi, il passo è breve, ma purtroppo è quello che accade. E a quel punto finiscono i soldi, viene anche abbandonato dall'Arsenal, così almeno dirà la famiglia che non gli propone nulla, non gli propone un lavoro, non gli propone una collaborazione, non gli propone neanche vicinanza, e quindi lui si arrangia a fare dei lavoretti che però perde brevemente perché, essendo sotto l'uso di sostanze stupefacenti, non è mai una persona puntuale, non è mai una persona precisa, spesso si assenta e viene spesso licenziato. L'unico lavoro che riesce a tenere per più tempo è quello di postino, ma un giorno che resta senza droga, invece di consegnare la posta, si aggira nei sobborghi di Londra nel tentativo di raccattare qualche dose da qualche spacciatore. Dopo un goffo tentativo di rapina viene anche arrestato, va sotto processo e riesce ad evitare il carcere con la promessa che passi il periodo detentivo a casa del fratello a Bristol e che si allontani da Londra, che sta diventando la sua rovina. Oltretutto, molti tipi di lavoro non li può fare per la gamba malandata che lo fa camminare male, e lui effettivamente va dal fratello, ma non si allontanerà mai dalle droghe, tant'è che morirà l'8 agosto del 2001 per un'overdose di eroina. E il paradosso è che due notizie in Inghilterra vengono date in quei giorni: il ritrovamento di uno sconosciuto, di un uomo morto per overdose di eroina, e la morte dell'ex calciatore Paul Wesson per cause sconosciute. Passeranno 6 mesi per riunire le due notizie e per capire che quelle due persone sono in realtà la stessa persona. È una storia molto, molto dura e molto triste, e probabilmente anche dimenticata, probabilmente sconosciuta ai più, non ai tifosi dell'Arsenal di una certa età che la ricordano, quelle che vengono chiamate comunemente e banalmente sliding doors. In questo caso ci si potrebbe scrivere veramente un romanzo per sapere che cosa sarebbe successo senza quell'infortunio. Sappiamo purtroppo che cosa è successo con quell'infortunio e con tutto quello che ne è conseguito successivamente. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Restate lì. Ciao.